Lavori socialmente utili, 4 profughi su 5 scelgono le attività di volontariato. Pian piano anche Padova capoluogo, dopo una decina di comuni della provincia, dopo Vicenza e Treviso, firma il protocollo d'intesa con la prefettura. 41 migranti, uomini e donne, dalle 16 cooperative della città hanno volontariamente accettato di svolgere pulizia di giardini, strade, bagni pubblici, di manutentare il verde, le scuole e i cimiteri. Un passo che va nella direzione di una migliore integrazione dei soggetti che sono sul territorio ed è importante che lo faccia il comune capoluogo, lo faccia Padova insieme ai molti comuni della provincia che già hanno sottoscritto. 12 ore alla settimana per 3 mesi, poi la sperimentazione potrebbe arrivare ad essere una prassi e allora altri emigranti potranno partecipare perché appunto la disponibilità ai lavori è stata dell'80%. L'adesione da parte dei clienti asilo è buona soprattutto laddove queste persone capiscono che in questo modo riescono ad avere una sorta di riconoscimento identitario perché stanno facendo qualcosa per il tessuto sociale dove si stanno inserendo. Oltre ad essere l'occasione per costruirsi una rete di contatti esterna, il sindaco ha sottolineato proprio la funzione sociale dell'accordo. Ad oggi i richiedenti asilo in città sono tra i 5 e i 600, 2300 in tutta la provincia, numeri in diminuzione al momento, Bagnoli compresa. Gli sbarchi ci sono ma ovviamente in misura molto più contenuta e quindi la distribuzione che il Ministero fa per tutte le regioni anche sul Veneto è molto più contenuta.